Cosa è emerso? Stando il divieto di balneazione, dobbiamo riuscire a far comprendere, rendere consapevoli le persone del pericolo che corrono nel bagnarsi nelle acque delle piave, perché essendo un corso d'acqua a regime torrentizio cambiano velocissimamente le condizioni delle acque, talché appunto vengono purtroppo degli eventi tragici. E allora abbiamo concordato di fare nell'immediato delle campagne informative. Queste vedremo adesso come strutturarle la prossima settimana in un incontro operativo per immaginare appunto l'oggetto, il soggetto della campagna informativa attraverso i siti delle amministrazioni e i social. E nel frattempo andiamo anche a valutare e studiare i nuovi cartelli che dovranno essere apposti, perché abbiamo visto, insomma, abbiamo verificato che i segnali attualmente esistenti sono vetusti, alcuni anche in condizioni cattive, per cui non tendono a far presumere che magari sia un cartello apposto lì tanti anni fa e non più attuale. Invece dobbiamo attualizzare il messaggio e programmeremo poi per il nuovo anno, cioè per il nuovo anno scolastico, poi delle campagne informative e formative nei confronti dei giovani, estensibili anche a persone adulte e sulla scorta di quanto già sviluppato dall'autorità di bacino con alcuni comuni della provincia negli anni scorsi, nel 2020 segnatamente, tra i quali ad esempio il comune di Ponte di Piave e qualche altro che adesso non mi sovviene. Ma si pensa anche i sindaci hanno proposto anche delle ordinanze per inserire sempre nell'ottica di come deterrente delle multe, delle sanzioni? Allora, il tema dell'ordinanza è sul tavolo, lo dobbiamo verificare per approfondire tutti gli aspetti giuridici. È un atto che abbiamo già visto emesso da altre amministrazioni comunali di altre regioni, ma anche di questa. Sembra di capire che la sensibilità è comune a tutti i sindaci comunque. La sensibilità è assolutamente, chiaramente appartenente a tutti i soggetti che oggi erano presenti qui. Ricordo che era presente l'assessore Bottacin, l'autorità di bacino rappresentata dalla dottoressa Colaizzi, il genio civile, e quindi la presenza dell'assessore Bottacin testimonia proprio la sensibilità di tutti gli enti che hanno competenza in materia.